Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Serra Talk Show su social. Da domani fino alla domenica, di fatto, tutti gli occhi d'Italia saranno puntati sulla Città dei Fiori, su Sanremo, inizia il festival. Ebbene, oggi parliamo di un progetto importante che unisce donne, solidarietà, moda, cultura, arte, artigianato italiano. Questo progetto si chiama Daphné Sanremo, Donne in Voce. Abbiamo ospiti della puntata graditissime, Veridiana Ameleo e Barbara Borsotto, che sono le ideatrici di questo progetto. Ciao, grazie di essere presenti. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao e buonasera a tutti. Allora, grazie ovviamente della vostra disponibilità. Iniziamo, ne approfitto per dare un po' più di voce a Barbara, perché poi ci deve lasciare, perché ha un impegno concomitante, anche perché domani incombe, quindi si inizia subito in maniera proprio molto intensa. Partendo dal titolo del progetto, Daphné Sanremo, Donne in Voce. Che cos'è? Di che progetto si parla? Allora, Donne in Voce è un'idea che è venuta alla nostra Maison con la collaborazione dell'amica Veridiana, per dare voce alle donne durante Sanremo attraverso il nostro atelier. Il nostro è un atelier storico creato da mia madre, che è andata a lavorare a 14 anni. Mia madre ha scelto di fare la sarta perché le dava libertà di pensiero e indipendenza economica, per cui io e mia sorella siamo cresciute in questo atelier e oggi portiamo avanti l'azienda di famiglia, un'azienda al femminile, dove all'interno abbiamo delle collaboratrici, e quindi la voglia di durante il Festival di Sanremo promuovere la musica, ma non solo, anche l'artigianato, le maestranze di eccellenza artigiane che hanno insegnato al mondo, che hanno portato nel mondo l'eccellenza dell'artigianato italiano, i fiori di Sanremo, per cui un omaggio anche ai floricoltori, agli agricoltori, che sono quelli che comunque danno la possibilità creano questi fiori meravigliosi che vanno in tutto il mondo. Poi ci sarà l'etica, ci saranno la musica, ci saranno l'arte, la cultura, che adesso magari Veridiana racconterà più nello specifico. Allora, questo Veridiana, progetto, prego. grazie Barbara. Intanto grazie Fabrizio per averci invitate qui nella tua trasmissione molto seguita. Allora, volevo dire che tutto parte da una cosa che ci accomuna a me e Barbara, che anzi due, l'etica e il volontariato, la solidarietà in primis. Solidarietà tra donne, ma non solo. Donne soprattutto che hanno sofferto e che soffrono, e volevamo dare portare tutto ciò a Sanremo con la musica, col sorriso sulle labbra, perché parleremo di temi abbastanza importanti, vero Barbara? Ne vogliamo citare uno? Vogliamo ricordare Ines? Sì, innanzitutto questo progetto è fatto in collaborazione con la Fratres, che è l'associazione dei donatori sangue, per cui ricordiamo il progetto delle note del dono che la nostra Maison ha creato insieme alla Fratres e a Marco Vanni. Un foulard che nasce per promuovere la donazione biologica di sangue ed organi. Questo progetto, Le Note del Dono, è dedicato a Ines Frassinetti, che è una bambina meravigliosa che oggi purtroppo non c'è più, perché aspettava il suo cuoricino, e durante il lockdown c'erano comunque pochi incidenti, per cui non è arrivato in tempo. Quindi questa bambina era una bambina meravigliosa, io ho conosciuto i genitori, ho conosciuto la mamma, Giuliette,
e aveva uno spirito di vita incredibile, aveva voglia di vivere, era un insegnamento per tutti. Questa bambina ha fatto dei disegni meravigliosi, noi ci siamo ispirati dai suoi disegni per creare questo bellissimo foulard Le note del dono, che è praticamente un foulard che sostiene la Fratres e diciamo questa campagna proprio per sostenere la donazione organi e sangue. Poi voglio aggiungere che ci sono delle rappresentanze importanti per Save the Children, altra fondazione importante dove ci sarà un grande cantautore a rappresentarla e a parlare della mamma proprio di Roberto Franceschi, ucciso 50 anni fa, esattamente il 23 gennaio di 50 anni fa, ha fatto 50 anni proprio l'altro giorno, Roberto Franceschi, di cui a Milano c'è sia una piazza dedicata a lui, anche una scuola dedicata a lui, e quindi questo cantautore ci rappresenterà proprio e parlerà di quanto era importante come Juliette anche la mamma di questo ragazzo giovanissimo ucciso involontariamente dalla mano di un poliziotto a Milano vicino all'Università della Bocconi. E ovviamente tutto questo contornato da grandi scrittrici, da scrittori. Ricordiamo l'ex direttore del Giorno che sarà con noi, che è Michelin. Ricordiamo che ci sarà come cantautore Mimmo Cavallo, storico cantautore che esce con un suo nuovo disco, ma ha scritto attualmente proprio in questo periodo, in questi giorni, un pezzo musicale che per me, secondo me, è una poesia o Mimì, dedicata al suo grande amore per Mimì, perché era l'amore grande effettivamente di Mimì, ma anche perché lui è stato il suo grande scrittore delle canzoni. L'ultimo pezzo di Loredana Bertè scritto da lui, Caffè Nero Bollente, possiamo ricordare, della Mannoia, come possiamo ricordare le più grandi canzoni di Zucchero scritte sempre da Mimmo Cavallo. E poi io mi ricordo anche Un Mamma che scrisse lui, quindi. Un Mamma, siamo meridionali, insomma, è molto 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 importante. Abbiamo delle grandi scrittrici, tra cui Antonella Cavallo, che oltre a fare la scrittrice, lei fa arte terapia nelle carceri San Vittore Opera di Milano, quindi tutto quanto, Fabrizio, viene collegato comunque eticamente al sociale, tutto quanto. Mimmo fa anche un sacco di volontariato, aiuta tantissime associazioni, lavora da sé insieme con la compagna e non ha collaboratori perché preferisce i soldi integrarli in volontariato e non in altro. Dovrebbe raggiungerci Piero Cassano, però vediamo, perché ha un problema serio familiare, vediamo. Lui ha detto non è mai troppo tardi, fino a sabato tutto è possibile. Abbiamo anche Sonia, che ci presenterà il suo ultimo libro che è appena uscito, e lei nasce scrittrice dopo un importante e serio, cioè è stata fra la vita e la morte per un cancro al seno tanti anni fa, e dopodiché gli è nata questa passione di scrivere eticamente quello che gli era successo e portare l'esperienza anche negli ospedali, nelle scuole, e da lì è diventata veramente molto importante perché è diventata una scrittrice a livello internazionale. I suoi libri fanno la seconda, la terza stampa, quindi veramente tanta roba importante. E poi abbiamo grandi artisti, abbiamo Miriam Somma, che sarà accompagnata a piano e voce dal maestro Ciro Scognamiglio. Miriam Somma
ha appena chiuso prima della fine del 2022 all'Arcimboldi con la Divina Commedia. Lei era Beatrice, quindi era la protagonista principale, ma ne ha fatte tante altre, insomma, di opere di questo genere. Quindi oltre ad essere una cantautrice pop, ma è soprattutto un'attrice cantante di opere di alto livello. E perdonami Barbara, dimmi se sto dimenticando qualcosa, perché è tanta roba veramente quella che abbiamo. Allora, abbiamo tanti personaggi, abbiamo avete fatto... Sì, abbiamo anche Raffaella Aranise, che è una scrittrice ligure che ha scritto la storia dei Romanov, storia e dinastia tra luce e ombre, la storia degli Asburgo, il libro Le Divine della Belle Époque, che parla delle donne emancipate della Belle Époque. Si parlerà anche di parità di genere. Abbiamo la Rosella Scalone con il suo programma Save the Woman, abbiamo la FERPI, che è l'associazione della comunicazione a livello nazionale, l'Alessandra Grasso abbiamo, che parlerà di parità di genere. Abbiamo il gruppo di Stimiamoci, faremo una conferenza stampa. Stimiamoci sono le materie STEM, per cui abbiamo anche un ponte con Assolombarda, Confindustria, quindi sarà un po' una sinergia al femminile, dove siamo unite tutte dalla passione del nostro lavoro, perché mia madre è andata a lavorare a 14 anni, ha lavorato una vita intera, ma ha sempre detto, e ancora quando vengono le stagiste in atelier, il mestiere si ruba con gli occhi, ma il mestiere ti deve piacere, per cui se tu ami una cosa fai sacrificio, vai avanti e nella vita riesci. Naturalmente devi avere anche un po' di fortuna, però con la capacità, spirito di sacrificio, talento e un pochino di fortuna, questa è la vita, è praticamente una competizione, una gara, per cui si può arrivare dove noi vogliamo. Quindi parleremo di tutte queste cose, di etica, anche di artigianato, perché bisogna dare voce all'artigianato. L'Italia ha insegnato artigianato in tutto il mondo, infatti noi leghiamo le nostre collezioni dei nostri foulard all'etica. Infatti presenteremo intanto un foulard che abbiamo dedicato alla Carrà e un foulard che abbiamo dedicato, perché noi ci esprimiamo attraverso la seta, quindi creiamo foulard, cravatte, foulard, e quindi abbiamo creato quello della Carrà in omaggio. Infatti la vetrina sarà una vetrina dedicata alla Carrà con i fiori di Sanremo. Bello, mi piace. Abbiamo ricreato un piccolo palco di Sanremo, quindi insomma abbiamo la direzione artistica del palco, il palco creato, questi fiori, questa decorazione della vetrina, anche qui un team di persone che è Giuseppe Petriglieri da Catania, con Enrico Barla e Francesca Cuppari, che sono liguri, per cui anche queste è un po' tutta l'Italia che diciamo si unisce, perché comunque il festival è un evento per tutta l'Italia, tutti gli italiani. Abbiamo dei partners anche, abbiamo dei partners che in vetrina c'è Radio Robinson che si occuperà anche del palchetto. Sul palchetto presenterò io e intervisterò io tutti i personaggi, tutti gli ospiti che avremo, e poi volevo ricordare anche che ci seguiranno delle TV, delle independent TV e anche All Music, perché manderanno in onda poi su diverse TV web e TV del digitale terrestre, compreso Bo Channel, un po' il sunto di quello che noi faremo in quei 5 giorni della Kermesse sanremese. Abbiamo anche Ragazzi, come partner... avete detto voi. Prego Barbara, prego.
dicevo, volevo ricordare gli altri partner che sono Life for Music, Il Giardino Segreto di Patrizia Schiarizza, un'associazione Orfani del Femminicidio, Tiziana Lazzari, che è una chirurga che parlerà di salute ed estetica. Abbiamo l'azienda DLM, che è certificazione per la parità di genere, perché si parla proprio di certificazione e si parla anche oggi tanto di certificazione di genere, per cui non so se ho dimenticato qualcosa, qualche altro partner. Puoi ricordare come si chiamano i partner delle TV, che non me lo sto ricordando, se hai qualcosa sotto mano in questo momento? Spazio Musica e Indipendente TV. Abbiamo l'ufficio stampa Villani, che ci sostiene nella nostra attività quotidiana e in questo progetto. Il gruppo Amer, che fanno yacht verdi, diciamo yacht ecologici, sono una grossa azienda d'eccellenza di famiglia, perché noi parleremo anche delle aziende di famiglia, perché le aziende di famiglia sono l'ossatura dell'Italia. Queste sono le aziende che ogni giorno lavorano e che trasmettono ai valori ai figli e poi ai nipoti, perché chi lavora in un'azienda di famiglia, esatto, un'azienda di famiglia alla seconda o terza generazione, vuol dire che ha sostenuto tanto l'Italia, ha dato dei valori, ha trasmesso un mestiere, per cui questa è la gente che conta. E rappresenta l'eccellenza in Italia, ed è giusto ricordarsi sempre che il Made in Italy è sempre stato copiato nel mondo ed è un valore, è tutt'oggi un valore, come qualcuno aggiungeva nel caso appunto di Daphné, poi di fatto Daphné Sanremo, che rappresenta l'artigianato del lusso al servizio dell'etica e del sociale. Mi piace come definizione e vorrei apparla anche il progetto al progetto Doce. Ragazzi, quindi appuntamento con tutti i social, con tutte le possibilità che abbiamo di collegarci appunto il progetto, quindi da domani a Sanremo per tutta la settimana nella Città dei Fiori. Io non posso far altro che ringraziare appunto Veridiana Meleo e Barbara Borsotto per la loro partecipazione. Ricordo ancora una volta il progetto Daphné Sanremo, Donne in Voce. Grazie ancora per averci seguito, grazie per essere state ospiti, ragazze. Grazie, ho dimenticato ancora la Fashion Floral Design Viorica Nistorica, che fa degli abiti di fiori bellissimi che verranno ammirati da domani durante la settimana del festival, per cui credo di aver ricordato tutti. Mi scuso se ho dimenticato qualcuno. E grazie per questo invito. Anche io chiedo scusa, perché sicuramente ho dimenticato qualche cantautore e mi dispiace. Avete organizzato una macchina immensa, bellissima. E soprattutto mi piacerebbe ricordare, salutare tutte le mie amiche sarde, perché io ho tante amiche in Sardegna. Siamo legati in questa associazione AIDA, che sono le donne dirigenti d'azienda. La presidente Rosy Sgaravatti, dei grandi Vivai Sgaravatti, che è una persona meravigliosa, da lei ho imparato tanto, e abbiamo un legame con la Sardegna, che è la Eva Mameli, che è la mamma di Italo Calvino, che ha insegnato, è stata una delle grandi botaniche che ha insegnato ha avuto la cattedra a Cagliari. E con questo io concludo. Un saluto a tutti e buon festival. Concludo dicendo: se vi trovate da domani a Sanremo, passate a trovarci in Corso Matteotti. Non potete non vederci. Abbiamo di tutto, vetrine e palchetto. Vi aspettiamo. Aspettiamo anche te, Fabrizio. Grazie ancora. Ciao. Grazie a voi. Buon Sanremo a tutti e buon Donne in Voce. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Grazie, ciao.